Tragedia nella nota cantina Cadiraio a San Polo di Piave. Durante la pulizia della cisterna, operaio 46enne di Bassano muore per le esalazioni nel tentativo di salvare il collega 31enne di Cordignano, ora in gravissime condizioni. 38enne in sella al motorino cade sulla strada dopo un incidente con un'auto e viene travolto da una seconda vettura. Il dramma, Attezza sul Brenta, l'uomo lascia la moglie e 3 figli. Svolta nelle indagini del bimbo di 18 mesi morto a Porto Gruaro, l'autopsia smentisce la versione dei familiari che parlavano di una caduta dal cofano. Attimi di paura ieri sera a Vicenza, 42enne pregiudicato bloccato dalla polizia dopo aver minacciato il vicino di casa armato di fucile e coltello. L'uomo ha anche aggredito gli agenti prima di essere reso inoffensivo. Da una parte sit-in di Forza Nuova, dall'altro i centri sociali. A Padova cresce la tensione per le 2 manifestazioni domani davanti all'aeroporto Allegri, dove verranno trasferiti i migranti. Autonomia, giudicato inammissibile l'emendamento del Partito Democratico sui LEP. L'attacco, il governo non ha risorse e getta la maschera. Da Lega Ambiente al WWF, dal CAI a Italia Nostra, dura presa di posizione delle associazioni ambientaliste che lasciano il tavolo di confronto con la Fondazione Milano Cortina. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo con la cronaca e con la tragedia che si è consumata nel pomeriggio in una nota cantina di San Polo di Piave. Un uomo di 46 anni di Bassano del Grappa ha perso la vita in gravissime condizioni, il collega di Cordignano di 31 anni. Ma allora ci colleghiamo subito con Daniela Sizia per tutti gli aggiornamenti. Buonasera Daniela. Buonasera Francesca, buonasera anche ai telespettatori. Sì, l'ho detto tu, una tragedia immensa, una vittima, una persona in ospedale. Si tratta di un 31enne di Cordignano che sta lottando tra la vita e la morte. È stato trasportato all'ospedale Cafoncello, ci dicono grave ma stabile per il momento. Qui siamo davanti all'azienda vitivinicola Cadiraio, un'azienda fra l'altro storica, qui nella comunità la conoscono davvero tutti, gli operai sono e i titolari ci dicono siamo una grande famiglia. Che cos'è accaduto Francesca? Una tragedia, stavano facendo delle operazioni all'interno di questa cisterna i 2 dipendenti, da una prima ricostruzione, poi ovviamente tutto al vaglio dei carabinieri dello Spisal che sono intervenuti sul posto. Il 31enne sceso all'interno di questa cisterna e si è sentito male a causa delle esalazioni, quindi si è sentito male a causa del monossido di carbonio e della mancanza di ossigeno. A quel punto il 31enne si è sentito male e il 46enne che era invece sopra lo ha visto ed è accorso subito all'interno della cisterna per cercare di aiutarlo. Qui purtroppo poi lui ovviamente a sua volta si è sentito male ed è caduto con il busto all'interno del vino, perché la cisterna aveva ancora del vino e sembra dalle ipotesi più plausibili che lui sia morto proprio per annegamento. Il titolare è uscito, sono usciti anche disperati, perché sono 3 titolari fra l'altro di questa azienda, sono usciti con le lacrime agli occhi, addirittura insomma il titolare ci ha detto una parte della mia vita se n'è andata e l'altra sta combattendo, e questo per far capire quanto per loro insomma sono importanti questi dipendenti che lavoravano da tantissimi anni in questa azienda. Fra l'altro si tratta di 2 persone che sono molto amiche e che si conoscono molto molto bene. Ovviamente come capite è successo tutto all'improvviso. A dare l'allarme è stato proprio il titolare, che si è accorto di quanto stava accadendo, immediatamente ha allertato i vigili del fuoco che sono arrivati qua con 2 squadre, sono arrivati qua anche l'elicottero del SUAM, l'ambulanza, i carabinieri, e da una prima ricostruzione insomma a dare subito qualche accenno di vita è stato proprio il 31enne. Invece per il 46enne già non c'era più niente da fare, hanno tentato l'impossibile gli operatori del SUEM, ma l'uomo purtroppo era già morto, mentre come vi ho detto il 31enne è stato trasportato al Cafoncello, dove si trova in prognosi riservata.
Francesca, io ti farei sentire le parole a caldo di uno dei titolari, Simone Cecchetto, che ha parlato di Marco Bettolini, questo è il nome della vittima, 46 anni, lui è residente a Bassano del Grappa, mentre il ferito, il 31enne, è di Cordignano, e ha parlato di loro due, insomma, con le lacrime agli occhi. Sentite l'intervista del titolare. Fra l'altro qui è arrivato anche il sindaco, ovviamente, di San Polo, e era, insomma, ci ha detto una tragedia di cui non si riesce nemmeno a parlare, un'azienda, come ci ha raccontato, davvero storica, mai accaduta una cosa così grave. Sentiamo dunque, io sentirei le parole del titolare di questa azienda e poi Francesca ti restituirei la linea. Sì, in questo momento siamo totalmente frastornati perché io sto solo pensando a loro e basta, sto pensando ai 2 figli che ho qui in azienda, perché la nostra è una famiglia, cioè siamo un gruppo di ragazzi che lavorano tutti assieme e credetemi, in questo momento io sto solo pensando a loro e alle loro famiglie e basta, non sto pensando a nient'altro. L'orario era circa sulle 2:15, cosa sia successo lo dobbiamo ancora capire, ma credetemi che per noi in questo momento ci sono solo i nostri 2 ragazzi e basta. Non so dirvi di più perché in questo momento sto solo pensando a quel ragazzo che in questo momento sta lottando contro la vita. Basta. Ecco come sta. Ho chiesto in continuazione, mi dicono che è stabile e gli stanno facendo delle TAC. Di più, credetemi, non so nulla. Stavano lavorando in un serbatoio, uno è andato dentro e l'altro è entrato a soccorrerlo. Questo è quello che io so in questo momento. Non so nulla di più, anche perché, credetemi, la nostra è una famiglia, cioè sono dei ragazzi giovani che sono cresciuti con me, con l'azienda, e quindi erano tanti anni che erano con voi? Assolutamente sì, ma è gente nostra, cioè sono ragazzi nostri che sono cresciuti con noi, quindi faccio fatica a parlare, credetemi. Con la cronaca ci spostiamo a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, con lo schianto in via Tre Case, a perdere la vita un giovane padre di 3 figli. Il sindaco Luigi Pellanda dice: non lasceremo sola la famiglia. Neanche a 39 anni è arrivato un urlo strozzato dal dolore, quello della moglie di Altin Lecaj, operaio di 38 anni, morto in incidente stradale in via Tre Case, proprio lì a pochi metri da via Concordia, dove viveva con la moglie e i suoi 3 figli. Erano le 7:45, come ogni mattina Altin, in sella al suo scooterone, viaggiava in direzione Stroppari per andare a lavoro, quando, secondo le prime ricostruzioni, un'auto che lo precedeva, una Nissan Note, avrebbe rallentato. Inevitabile l'impatto, l'uomo sarebbe scivolato a diversi metri sulla carreggiata opposta, e qui il dramma. In quel momento, infatti, arrivava lungo la strada un cuttore bianco che non sarebbe riuscito ad evitare l'impatto con Altin Lecaj, schiantandosi poi contro il muro di un'abitazione. Un impatto talmente forte che, come vedete dall'angolatura del muro, è stato spostato di diversi centimetri. Un fortissimo impatto, un boato che ha svegliato i residenti di via Tre Case. A volte un gran boato e basta, c'è tutta la gente che guardava e hanno chiamato subito i soccorsi. Immediato l'arrivo del SUM 118, ma per Altin Lecaj non c'è stato nulla da fare. Incidente al vaglio della polizia locale di Tezze sul Brenta, che dovrà trovare risposta ai tanti punti interrogativi della vicenda, a partire dalla velocità dei veicoli al momento dell'incidente. Voglio esprimere le più sentite condoglianze da parte mia, da parte di tutta l'amministrazione comunale, e sicuro di interpretare il sentimento anche di tutti i nostri concittadini. Non lasceremo sola la famiglia Lecaj, aggiunge il sindaco Luigi Pellanda, una tragedia che porta con sé il dolore di un'intera comunità. Svolta nelle indagini sulla morte del piccolo Bilal Curtesi di Portogruaro, deceduto a 18 mesi per un grave trauma cranico, l'esame autoptico smentisce la versione dei familiari. Il piccolo Bilal Curtesi, di 18 mesi, è deceduto per schiacciamento della scatola cranica, verosimilmente provocato dallo pneumatico di un'auto.
Così dall'autopsia sul corpicino del bimbo di Portogruaro eseguita in mattinata dal medico legale Antonello Cirnelli. Il bimbo morto nella tarda serata di lunedì, dopo almeno un'ora di agonia, dunque per il grave trauma alla testa provocato dall'incidente con l'auto in retromarcia. Non è escluso proprio dalla Fiat Punto grigia della sua famiglia, già posta sotto sequestro dagli inquirenti. La svolta nelle indagini ha perciò smentito completamente la ricostruzione dei familiari, che ai carabinieri avevano parlato di una caduta accidentale del piccino mentre si trovava sul cofano dell'auto, e così il giorno dopo la tragedia pure ai nostri microfoni lo zio. Sentite. La macchina era qua? Sì, la macchina era qua e la bambina l'ha appoggiato sul cofano della macchina e il bambino è caduto. Ha battuto la testa. E ha battuto la testa. All'autopsia delle scorse ore hanno partecipato anche il legale dei genitori e un consulente, che sono stati indicati dalla coppia in quanto parte offesa. Nelle prossime ore la Procura di Pordenone deciderà come procedere nell'inchiesta e se iscrivere qualcuno dei familiari nel registro degli indagati. Armato di fucile e coltello, minaccia di morte i vicini di casa e i poliziotti. È stato denunciato, è accaduto a Vicenza. Attimi di terrore ieri sera a Vicenza, quando gli agenti della polizia sono intervenuti su richiesta di un residente che segnalava un uomo che stava urlando e minacciava di morte chiunque gli si avvicinasse. A segnalare il fatto alla polizia il vicino di casa, che sosteneva che l'uomo, probabilmente sotto l'effetto di droga, non era nuovo a gesti del genere, e ha raccontato che poco prima aveva colpito più volte le porte d'ingresso delle varie abitazioni e che nei mesi precedenti lo aveva minacciato di morte con un fucile che deteneva in casa. È stato un episodio particolarmente grave che ha fatto mettere in pericolo sia i vicini di casa che gli agenti che sono intervenuti. Anche in questo caso, grazie alla pronta segnalazione delle persone, degli abitanti di questo condominio, è stato possibile far intervenire immediatamente le pattuglie della polizia ed evitare che una situazione di criticità potesse poi degenerare in una vera e propria tragedia. Gli agenti, con una paziente opera di persuasione, sono riusciti in un primo momento a placare il 42enne italiano con precedenti, che ha accettato di farli entrare in casa per poi aggredirli. Dopo averlo immobilizzato, i poliziotti hanno trovato una carabina ad aria compressa e un coltello con una lama seghettata lunga 30 centimetri, entrambi appoggiati sul divano. In considerazione del forte stato di alterazione psicofisica in cui il 42enne si trovava, sono stati fatti intervenire i sanitari del SUAM 118, che lo hanno sedato per poi portarlo in ospedale. La polizia ha quindi sequestrato le armi e denunciato l'uomo per minacce aggravate e resistenza pubblico ufficiale. Violenza sessuale su una giovane a Thiene, marocchino già noto alle forze dell'ordine, rimpatriato dalla questura. Ubriaco e drogato aveva costretto una giovane di Thiene a subire atti di violenza sessuale, toccandola nelle parti intime contro ogni suo volere, ma è finito nella rete delle forze dell'ordine. Si tratta di un cittadino marocchino di 25 anni, subito identificato dai carabinieri e denunciato anche dalla sua vittima per violenza sessuale aggravata. L'uomo era già noto per aver partecipato a un pestaggio di un ragazzo avvenuto a marzo che era costato all'aggredito una prognosi di quasi un mese. Prima ancora aveva divelto un'obliteratrice alla stazione di Vicenza. Il questore berico Paolo Sartori aveva quindi emesso un avviso orale e nelle scorse ore il marocchino è stato rintracciato dai carabinieri di Thiene e scortato in questura. Da qui è stato portato a Bologna e imbarcato sul primo volo per Casablanca. Non potrà fare ritorno in Italia per i prossimi 10 anni. Prima di fermarci per la pubblicità, leggiamo questo aggiornamento sulla vicenda che tanto aveva fatto discutere, l'ipotesi di inserire Venezia tra i siti UNESCO in pericolo. Ebbene, la novità che leggiamo dal sito di Repubblica, l'UNESCO salva Venezia, la città sulla laguna non entrerà nella lista dei siti in pericolo. Voto di maggioranza a favore della Serenissima, esclusa dall'elenco dei patrimoni mondiali a rischio. 20 paesi hanno difeso Venezia dalla possibilità di ferire nella blacklist. Dunque una buona notizia per Venezia. Noi ci fermiamo per la pubblicità.
Siamo tornati in diretta, cresce la tensione a Padova per le due manifestazioni in contemporanea. Da una parte il sit-in di Forza Nuova, dall'altra i centri sociali che si terranno manifestazioni davanti all'aeroporto Allegri. Qui nelle prossime ore saranno trasferiti i migranti ospitati nella palestra di Feriole. I centri sociali, il Pedro, Quadrato Meticcio, Spazio Stria e Polisportiva San Precario si sono dati appuntamento alle 19:30. I militanti di estrema destra di Forza Nuova si ritroveranno in sit-in intorno alle 20. Un venerdì sera ad alta tensione quello che si annuncia all'aeroporto Allegri e lungo via Sorio, un'area di Padova che sarà blindata per evitare frizioni tra i due schieramenti. Forza Nuova protesta contro la politica di accoglienza del governo nei confronti dei migranti. Il Pedro è pronto a dare a tutti il benvenuto. Proprio all'Allegri, dove sta già lavorando la Croce Rossa, saranno allestiti almeno una quarantina di posti per ospitare i migranti che qui verranno trasferiti dalla palestra comunale di Feriole di Selvazzano. Non un hub, continua a ribadire il sindaco Sergio Giordani, che in tal senso ha avuto rassicurazioni dal prefetto Messina. Vi garantisco c'è rapporto di collaborazione, però il rapporto di collaborazione si esaurisce nel senso che quello che possiamo dare abbiamo dato, tipo le scuole è stato corretto, era restituito in tempo utile per essere accessibile alle scuole. Noi ricordo che avevamo già l'ostello occupato, dovevamo fare gli lavori a breve di ristrutturazione, dove c'è accoglienza invernale occupata, abbiamo dato praticamente a posto, avevamo 150 persone per 6. Non aveva più un buco. Fino a 50-60 persone la gestione da parte delle cooperative è possibile, continua il primo cittadino di Padova, che a Ferragosto ha messo a disposizione della prefettura le palestre di 2 scuole. Questo resta l'auspicio di Giordani, che conclude. Sono molto amareggiato e dispiaciuto dall'atteggiamento di qualche paese europeo, veramente scioccante. L'Europa deve capire che deve dare una mano, il governo deve battere i pugni su questa faccenda perché non possiamo essere lasciati soli. Gli studenti tornano a manifestare davanti all'università, proprio all'Università di Padova, per l'emergenza abitativa. Venga affrontato il problema a tutti i livelli istituzionali, dall'EDU, all'ATER, all'università, alla regione. Sono pronti a tornare in tenda come avevano fatto lo scorso maggio gli studenti dell'Università di Padova, che oggi hanno simbolicamente creato un mini accampamento sotto i portici del Bo durante un flash mob. La casa è un diritto, l'affitto una rapina, lo slogan scandito a più riprese. Siamo di nuovo davanti all'università per protestare contro una crisi abitativa che era annunciata e per cui non è stata presa nessuna soluzione. Noi siamo dello Spazio Catai e da un anno siamo in piazza con gli inquilini delle case ATER, con tutte le persone che in questa città non hanno un tetto sulla testa. Pensiamo che le soluzioni vadano prese velocemente, perché la casa rimane un problema grandissimo per tantissime persone. Solo la prima di una serie di iniziative, annunciano gli studenti di Spazio Catai. Se l'Università di Padova gode di un nuovo aumento del numero degli iscritti e si conferma con i suoi 70.000 studenti una città nella città, è cronica la mancanza di posti letto. Secondo il Ministero sono almeno 5.000 quelli da reperire per rispondere a richieste sempre più numerose. Restiamo nel Padovano, andiamo a Cadoneghe, dove ieri sera c'è stato un consiglio comunale tesissimo sulla questione autovelox, naturalmente con un botta e risposta tra il sindaco Schiesaro, che rappresentava tutta la maggioranza, e i consiglieri di minoranza. No, il consiglio di questa sera si conclude qui, sono le 23:50, il prossimo è il 29. Buonanotte. No. Lei 5 secondi me li deve lasciare. E questa è trasparenza. Finisce così poco prima di mezzanotte, con la seduta sciolta dalla presidente Annalisa Talpo, il Consiglio Comunale di Cadoneghe, il primo dopo il caos multe scoppiato con l'attivazione di 2 velox lungo la strada 307 del Santo. Pochi minuti prima il sindaco Marco Schiesaro, al termine della sua relazione, aveva annunciato: abbiamo preso contatto con la prefettura per capire, rispetto alle evidenze, rispetto alle indagini interne, e noi abbiamo la documentazione, la condivideremo con la prefettura e naturalmente per le analisi di tutta la documentazione. Se ci sono dei vizi sostanziali che possano prevedere una qualche forma di tutela per i multati, io sarò il primo
sarò il primo, insieme al prefetto, ad informare i cittadini e la popolazione. È in attesa di essere convocato dal prefetto il sindaco Schiesaro per fare il punto su quello che è diventato un caso nazionale. Un consiglio comunale iniziato con la presenza in aula di molti multati che a metà seduta si sono allontanati dopo aver sentito la relazione dei consiglieri di minoranza, le puntualizzazioni sulla buona salute del bilancio di Cadoneghe e dell'assessore Sposato e le considerazioni del consigliere di minoranza, ex sindaco di Cadoneghe Michele Schiavo, che all'amministrazione. I misuratori di velocità installati nella ex strada regionale 307 hanno registrato un volume talmente elevato di multe, ma soprattutto anche di bugie, dell'amministrazione politica che perfino loro sono saltati in aria. Prendete in considerazione le dimissioni prima che il tessuto socio-economico di Cadoneghe rischi di sbandare. Un battibecco tra Schiavo e il sindaco Schiesaro continuato per tutta la serata con il primo cittadino che ha ricordato le richieste arrivate dai residenti. Misure di protezione, dicono i residenti, sono cadute nel nulla per un indecoroso gioco di rimpallo delle competenze e delle responsabilità, in cui nulla hanno contato il pericolo per le persone e per le cose. Questo scrivono i residenti. A noi non interessano le disquisizioni su chi ne abbia la competenza, vogliamo solo che si provveda ad evitare ulteriori danni, ponendo in essere ogni intervento utile. Autonomia ha giudicato inammissibile l'emendamento del Partito Democratico sui LEP. La realtà è che il governo non ha risorse, che è previsto che questa legge si faccia con una cosiddetta invarianza finanziaria, cioè senza risorse aggiuntive, e questo crea dei gravi problemi. È l'analisi del senatore Dem Andrea Martella in merito ai LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, dopo che è stato dichiarato inammissibile per mancanza di copertura l'emendamento con il quale il Partito Democratico aveva proposto di esplicitare che la determinazione proprio dei LEP non potesse essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento. Noi abbiamo chiesto fin dall'inizio che vengano stabilite le risorse per garantire l'uguaglianza dei diritti per i cittadini in tutto il paese. Prima si dichiarano i LEP, i costi e poi si verifica che cosa è che si può trasferire alle regioni. È uno stravolgimento del rapporto tra articolo 117 e 116 della Costituzione, ovvero di uno stravolgimento del rapporto tra la garanzia dei livelli essenziali e l'autonomia differenziata, uno stravolgimento contrario alla Costituzione, all'interesse generale e dannoso per tutti, compresi i cittadini delle regioni più ricche e dotate di infrastrutture. Quanto dichiarato dal senatore Alfredo Bazzoli, capogruppo del PD nella Commissione Giustizia, intervenendo oggi nell'Aula del Senato. Abbiamo sempre detto, chiosa Martella, che l'autonomia è un processo graduale che deve essere fatto a favore dei cittadini. Invece ho l'impressione che soprattutto nella versione Zaia, che è già diversa da quella Calderoli, ci sia una forma di autonomia che tenda più a dare delle risposte politiche, di propaganda ideologica, piuttosto che delle risposte ai cittadini. Noi continueremo in Parlamento a presentare le nostre proposte, lo stiamo facendo in maniera molto seria, anche con qualche successo. Durissima presa di posizione delle associazioni ambientaliste, dalla CAI a Italia Nostra, da Lega Ambiente al WWF, che hanno deciso di abbandonare il tavolo di confronto con la Fondazione Milano Cortina 2026. Alla luce di quanto sinora avvenuto, scrivono in una nota dopo l'incontro che si è svolto ieri a Milano con Fondazione e la società Infrastrutture Milano Cortina, non è più proficua la nostra partecipazione. La contestazione principale riguarda la mancanza di elementi che attestino la sostenibilità ambientale delle opere e dei Giochi Olimpici 2026 dichiarati nel dossier di candidatura. In particolar modo, per quanto riguarda la pista da bob di Cortina, le associazioni rilevano come si sia persa un'occasione storica di confronto prevista dalle procedure di valutazione ambientale. Con questa notizia termina la nostra edizione del telegiornale regionale. Vi lascio le previsioni meteo. Grazie per l'attenzione e buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al meteo.
Pressione atmosferica piuttosto bassa sul nostro territorio, dunque tempo ancora variabile. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 15 settembre. Sul Veneto prevarrà un cielo nuvoloso ma con crescenti schiarite, specie su bassa pianura e costa. Alcune fasi di piogge sparse probabilmente più rade a fine giornata. Temperature stazionarie, minime sui 13-20 gradi, massime comprese tra 23 e 26 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo possibili rovesci alternati a pause asciutte. I temporali saranno più probabili al mattino su pianura e costa, al pomeriggio invece in montagna. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime sui 24-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Anche qui non mancherà un'alternanza fra sole e nubi con rovesci diffusi. Temperature minime intorno ai 14-17 gradi, massime sui 25 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.